Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con la notizia di una rapina alle poste. È successo questa mattina nell'ufficio di Via Dolci a Somma Lombardo. 2 rapinatori armati di pistola hanno minacciato la cassiera, si sono fatti consegnare 500 euro e poi si sono dileguati. Avevano il volto coperto e tutto è avvenuto alla presenza di alcuni clienti. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Gallarate, che hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza delle poste e anche quelli della zona. Andiamo ora a Parabiago. 8 pecore morte. Sono quelle ripescate questa mattina dai vigili del fuoco nei pressi di una chiusa del canale Villoresi, nella frazione di Villa Stanza. Gli animali potrebbero essere caduti nelle acque da soli dopo aver perso il contatto con il loro gregge, oppure potrebbero essere stati gettati nel canale già morti. E in questo caso si tratterebbe di un caso di smaltimento abusivo di carcasse. Sul posto anche la polizia locale. Il macabro ritrovamento è stato segnalato da alcuni passanti. Questa mattina a Busto Arsizio è stato inaugurato un centro diurno per persone senza dimora. Vediamo il servizio di Francesco Inguscio. Sono con Fra Pietro Pagliarini della parrocchia del Sacro Cuore di Busto Arsizio. Oggi viene presentato il centro diurno per i senza dimora. Sì, il centro è già aperto dal 25 ottobre, in realtà abbiamo voluto fare un periodo un po' di prova, inizialmente con solo 3 pomeriggi è aperto, adesso siamo già a 5, vogliamo estendere e la seconda parte sarebbe anche di fare dei lavori per adeguare la struttura, ad avere anche docce e un'accoglienza per 4 uomini e poi vedremo quello che sarà possibile fare. Il nocciolo del progetto è estendere quelle relazioni di amicizia che nascono in stazione centrale, dando un luogo in cui si possa con più calma fare un colloquio, prendere informazioni sulla persona, sulla sua storia e vedere che passo fare per anche uscire da una situazione che non è che vogliamo mantenere. Ci interessa accompagnare anche a una ricostruzione della propria vita. E quindi ci sono anche dei progetti per il futuro, insomma, per ampliare ulteriormente questo spazio. Sì, infatti insieme al coordinamento delle associazioni che si occupano della grave marginalità sociale, questo è un pezzo, un passaggio di un progetto più grande che vuole dare alla città qualcosa di un po' più degno, soprattutto per i cittadini, che non dimentichiamo sono la grande maggioranza delle persone che vengono in questo luogo. Come anticipato dalla Prealpina, questo pomeriggio è stata riattivata la fontana di Piazza Montegrappa a Varese, a lungo spenta a causa della siccità. Vediamo il servizio del collega Mario Visco. Alle 16:29 ecco la fontana di Piazza Montegrappa a ritornare alla sua funzione. Domenica 15 maggio sciopero dei treni in Lombardia. Trenord consiglia di non mettersi in viaggio, anche perché non ci saranno fasce di garanzia. Lo sciopero è stato indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord per l'intera giornata e si prevedono forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express. Lo sciopero riguarderà anche i servizi effettuati da personale Trenord che collegano la Lombardia alle regioni vicine, i treni dal mare verso la Liguria e i collegamenti transfrontalieri Tilo con il Canton Ticino nelle sole tratte italiane. Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale ci saranno bus sostitutivi. L'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi oggi ha visitato la sede della SEV che pubblica la Prealpina a Busto Arsizio. L'esponente della giunta Fontana ha incontrato l'editore del giornale Daniela Bramati e rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio. Sentiamo Guidesi in questo servizio del collega Pasquale Martinoli con le immagini dell'agenzia Blitz.
Siamo qua nella sede di Busto Arsizio della Prealpina con l'assessore regionale Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico. Ci sono segnali di ripresa per quanto riguarda l'economia lombarda, la produzione, l'esportazione, nonostante il momento congiunturale che non è dei più favorevoli. Al tempo stesso ci sono stime del PIL lombardo riviste un po' al ribasso. Qual è l'equilibrio? Sono fattori insomma in contrasto o c'è un trend che voi vedete incoraggiante? Beh, innanzitutto dobbiamo dirci che i dati di oggi sono positivi rispetto alle influenze esterne, che sono influenze che pesano notevolmente. Pesa il costo dell'energia, pesa questa pazzia del conflitto in Ucraina e sono tutte influenze esterne estremamente negative. I segnali di oggi, cioè di una continuità di crescita pure in un rallentamento, stanno nella vittoria ancora una volta, grazie soprattutto all'ingegno e alla grande flessibilità degli imprenditori lombardi, alla vittoria del sistema lombardo, che ancora una volta si conferma in un trend positivo ma in una situazione a livello internazionale estremamente negativa. Per cui questo è il principale segnale positivo. È evidente che non tutto dipende dal sistema lombardo, noi abbiamo bisogno di alcuni interventi che anche stamattina abbiamo chiesto agli enti sovraregionali. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!